Bentornati sul canale dell'azienda agricola Vencio. Come ogni venerdì vi facciamo vedere un po' come siamo organizzati e quali lavori andiamo a fare nei vari periodi dell'anno. Oggi è una giornata particolarmente uggiosa, sta piovendo, quindi sospendiamo quelle che sono le lavorazioni della vigna, quindi la potatura, e ci concentriamo su altri tipi di lavori. In pratica cosa andiamo a fare oggi? Andiamo a recuperare un po' di legna di viti morte che noi durante la potatura andiamo ad accatastare in fondo ai filari. Diciamo, abbiamo già passato un po' di appezzamenti, un po' di ettari, per cui abbiamo riservato per questo tipo di giornate questo lavoro. Quindi andremo ad attaccare al nostro TNF 90 la pala e con questa paletta andiamo a raccogliere appunto la legna di viti morte e andremo poi a portarla nel capannone, dove poi proseguiremo a tagliarla con la nostra troncatrice in modo tale che poi venga essiccata e possa essere usata per andare a scaldarci durante i prossimi inverni. Questo tra l'altro è il vigneto in cui avevamo fatto la dendrochirurgia e avevamo parlato un po' del problema del mal dell'esca che affligge particolarmente questo appezzamento, almeno nella nostra azienda. Ecco, allora abbiamo raccolto il primo mucchio che avevamo fatto e adesso proseguiamo con gli altri. Ne abbiamo un altro in questo vigneto e poi abbiamo un altro paio di appezzamenti da passare a raccogliere appunto la legna che avevamo già potato e già portato in fondo ai vari filari. Noi abbiamo accorciato tutto il terzo punto in modo tale da chiudere al massimo la paletta per non perdere poi per strada la legna.
Ecco, allora questo è l'ultimo mucchietto che dobbiamo andare a raccogliere, quindi adesso proseguiamo, mettiamo sulla pala e poi ci dirigiamo là nel capannone e lo svuotiamo. E per oggi abbiamo finito questo lavoro. Nel frattempo ho smesso un po' di piovigginare, quindi probabilmente adesso riprenderemo quei lavori in campagna. In particolar modo andremo avanti con la stralciatura, dato che comunque c'è umido, meglio non andare a fare tagli nuovi sulle piante, sulle viti, e quindi procederemo a stralciare un po' di legno. Eccoci, allora siamo arrivati alla fine anche di questo video, vi ringraziamo di essere stati con noi, come sempre vi lasciamo le schede qui in fondo, se vi siete persi qualche video qualche settimana fa lo potete andare a recuperare e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata, con un nuovo video.